La tradizione natalizia napoletana vuole che nel pacchetto natalizio, sulla tavola di noi napoletani, ci sia il roccocò napoletano. Questo dolce fatto con mandorle, pisto, che è un insieme di spezie che troviamo nei supermercati e anche nei negozi di articoli per pasticceria, questo insieme di spezie che fanno sì che questo dolce ha un aroma e un odore spettacolare. La tradizione vuole che questo dolce è duro, è un biscotto abbastanza duro di consistenza, ma come sempre in questo canale vedrete e ascolterete consigli per fare un roccocò non molto duro e molto saporito. Mi fanno morire quando vedo quelle persone che purtroppo non hanno una buona trasmissione per mangiare il roccocò, li vedo da tutte le parti delle case che vanno a bagnare, a spugnare, si dice in napoletano, questi roccocò in tutte le cose tipo vino, acqua, vermouth, qualsiasi liquore sia a disposizione, perché anche se è duro questo dolce, chi lo fa troppo duro non è il nostro caso, ma è veramente saporito. Volevo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno fatto una donazione. Mi raccomando, sotto la descrizione insieme alla ricetta, sotto il video, troverete il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più interessante e competente. Per tutte le mie ricette natalizie, in alto a destra adesso comparirà il link per indirizzarvi direttamente a tutte le mie ricette natalizie. Adesso andiamo a fare questo splendido roccocò saporito, profumato, e che ve lo dico a fare? Sigla! Allora, questa dose è per 12 roccocò, misura ideale di 60-70 grammi al massimo, 250 grammi di mandorle sgusciate, 250 grammi di zucchero semolato, 250 grammi di farina 00 normale, vuol dire quella universale, per tutti gli utilizzi, 90 grammi di acqua tiepida. Per la parte aromatica andremo a mettere 10 grammi di pisto per roccocò, un cucchiaino colmo pieno di pasta mandarino o arancia, una fialetta di aroma arancia, una punta di cucchiaino di ammoniaca per dolci, una bustina di vanillina e una punta di cucchiaino di cacao in polvere. Come vi accennavo, il pisto per il roccocò, in questo caso io l'ho comprato direttamente 10 grammi. Se non lo troviamo in qualche parte di altre regioni o altre città, possiamo fare le 4 spezie, ossia cannella, chiodi di garofano, coriandolo e noce moscata in 4 parti. In questo caso abbiamo fatto 10 grammi, purtroppo dobbiamo fare 10 grammi diviso 4, è molto complicato, magari possiamo fare 10 grammi per ogni spezia e alla fine ricaviamo 40 grammi di pisto, come vedete è in polvere. Magari queste spezie noi le possiamo tritare in un mixer di alta qualità che ci dà questo risultato. L'importante è che inseriamo questi 4 tipi di spezie che vi ho elencato. Ecco la nostra pasta al mandarino. Adesso, se vedrete in alto sulla destra, in alto del video, comparirà la scheda bianca che, se cliccate sopra, vi indirizzerà direttamente a come fare la pasta d'arancio, e invece fare di quella d'arancio faremo quella al mandarino per il roccocò. Se volete potete mettere anche la pasta d'arancia, è uguale. Prepariamo tutti gli ingredienti. La prima cosa, andiamo a scaldare le mandorle a 200 gradi. Vedete, qui sono i 250 grammi di mandorle come da ricetta. Le andiamo a riscaldare nel forno e prepariamo nel frattempo tutti gli ingredienti. Mettiamo l'acqua tiepida in un recipiente. Abbiamo preparato, come vedete, pasta al mandarino, zucchero, aromi e tutto quanto. Andiamo a inserire lo zucchero
Ecco, vi faccio vedere anche la punta del cucchiaino. Andiamo a mettere nell'acqua l'ammoniaca. Prima cosa facciamo ammoniaca e acqua. Vi ho preparato, come vi dicevo, tutto quanto, zucchero, aromi. Ecco, andiamo a inserire anche lo zucchero semolato e con l'aiuto di una frusta d'acciaio, se ce l'avete anche di plastica va bene, però se usiamo d'acciaio è meglio, che quando si va a indurire un po' l'impasto magari è più facile. Ecco, inseriamo il cucchiaino colmo di pasta di agrumi, in questo caso di mandarino. Voi potete mettere anche di arancia, non di limone perché non è molto indicata per i roccocò, però comunque è sempre a gusto personale. Io ho messa quella di mandarino perché ha un gusto molto molto particolare che sposa benissimo con il pisto, però va bene anche la pasta d'arancia. Vi ricordo di andare a vedere sempre il video di come realizzarla. Ecco, mettiamo anche la fialetta intera di arancia, aroma arancia, perché ci vuole, perché se andiamo a mettere troppa pasta arancia andiamo a compromettere il risultato della ricetta e quindi non va bene. Andiamo a inserire anche la vaniglia in questo composto e continuiamo a girare, a sciogliere sempre zucchero e tutti gli aromi, e a questo punto inseriamo il pisto. Come vi dicevo, il pisto è un insieme di aromi già che vi ho elencati prima. Se non trovate il pisto potete prendere queste quattro spezie e le potete frullare voi a polvere e otterrete il pisto. Andiamo a mettere la punta del cucchiaino di cacao sempre in questo composto. Nel frattempo monitorate sempre le mandorle che non siano ben tostate, altrimenti risultano molto scure. Però se vi piacciono ben tostate potete fare anche un po' più tostate delle mie, che le mie rimangono un po' cotte ma non tostate completamente. Prepariamoci anche un tarocco o cartoncino per la lavorazione finale quando inseriremo la farina e le mandorle. Come vedete il composto, ecco, a questo punto mandorle ancora calde, le andiamo a inserire, vedete, andiamo a vedere che le mandorle sono calde con le mani, se no aspettiamo un altro poco e le andiamo a mettere nel nostro composto di aromi e acqua e zucchero e giriamo sempre. Vedremo sicuramente anche una reazione iniziale dell'ammoniaca, ovviamente causata dalla temperatura elevata delle mandorle. Ecco, andate a vedere anche sul fondo che il composto si è riscaldato, ovviamente anche la nostra pentola, il nostro recipiente. Vado a inalare perché veramente in questo momento c'è un odore pazzesco all'atto che si mettono le mandorle, ovviamente sale tutto l'aroma del roccocò e la vostra casa si trasformerà veramente in una pasticceria in pieno Natale. Veramente è un odore incredibile il roccocò. Come vi dicevo, tutti quanti hanno terrore del roccocò perché è veramente un dolce, si fa duro perché deve essere così, però se voi guardate attentamente questo video, ecco, facciamo riposare un po' il contenuto e mettiamo la farina a fontana sul tavolo. Come vi dicevo prima, se vedete questo video veramente vi innamorerete del roccocò perché non sarà un roccocò molto duro, ma sarà un roccocò che si può mangiare tranquillamente. Ovviamente purtroppo le persone che non hanno possibilità con i denti lo possono ammollare nel vin santo tipo cantuccino o vino bianco o vermouth, quello che sia. Va bene, comunque detto questo passiamo alla nostra lavorazione. Vedete la farina a fontana, un bel cerchio, creiamo un bel cerchio con la farina, continuiamo a girare il nostro composto
per essere sicuri che è al punto giusto, lo zucchero si è sciolto per bene, non proprio totalmente, ma gran parte si è sciolto. Andiamo a inserire centralmente la nostra parte aromatica e zucchero con le mandorle centralmente alla farina messa a cerchio. Andiamo a togliere tutti i residui di composto e lo inseriamo centralmente. Ecco qui il restante. E con l'aiuto del tarocco facciamo assorbire farina e tutto il composto aromatico, mandorle, acqua, zucchero, tutto quanto. Ecco, piano piano facciamo assorbire. Ecco, vedete a mano. Io preferibilmente in queste piccole quantità, fino a 1 chilo, preferisco a mano, perché non ha bisogno di una grandissima lavorazione l'impasto dei roccocò. Quindi l'ho fatto sul tavolo. Potevo fare anche in planetaria, come potete fare anche voi, in qualsiasi altro macchina impastatrice, ma fino a 1 chilo preferibilmente a mano, perché il roccocò non ha bisogno di nessuna lavorazione. Poi passato la quantità di 1 chilo, ovviamente, se 2 kg, 5 kg o addirittura 10, non lo diciamo neanche, ci affidiamo ai macchinari industriali. Va bene, comunque andiamo a togliere tutti i residui di impasto, perché sono preziosi e non devono essere buttati via. È un impasto abbastanza costoso di mandorle e aromi. Ecco, vedete che man mano che l'impasto va a raffreddarsi, siamo ancora a una temperatura calda, mettiamo le mani dentro, che tanto la temperatura non supererà i 40 gradi, quindi possiamo mettere tranquillamente le mani dentro. Diamo una piccola mescolata con le mani. Ecco, a questo punto ci fermiamo e aspettiamo che il composto arrivi almeno a una temperatura più bassa, che vediamo stesso noi già quando raggiunge temperature più basse, tende a essere più corposo e ovviamente raffreddato si potrà lavorare con la formatura di roccocò. Ecco, vediamo che andiamo a girare un po' con il cartoncino o tarocco, come lo vogliamo chiamare. Vediamo che l'impasto già risulta più alzato, perché sta continuando, vedete, sta continuando a raffreddarsi e a solidificarsi automaticamente. Diamo ancora un'ulteriore girata, vedete che l'impasto come risulta più duro e raffreddato. In tutto, comunque, sicuramente passerà un'oretta prima della formazione dei nostri roccocò. Quindi, all'atto che l'impasto si è raffreddato completamente, ecco, adesso l'impasto, dopo circa un'ora, possiamo fare anche la pallina tranquillamente, quindi vuol dire che il nostro impasto è arrivato alla temperatura ideale e possiamo formare i nostri roccocò. Diamo una piccola girata, mettiamo la farina sotto e sopra. Per la lavorazione usiamo una semplice farina 00 e iniziamo a formare i pezzi per i nostri roccocò. In questo caso da 250 grammi, questa dose, sono usciti 12 roccocò, che più o meno la pezzatura è di 60-70 grammi. È una pezzatura ideale per una persona, per una dose per una persona. Se lo facciamo più grande inizia a essere troppo grande per un pezzo per una singola persona. Ci sono molte persone che le fanno di 100-120 grammi,
però ovviamente poi si deve dividere a metà per mangiarlo per 2 persone. Va bene, detto ciò, vedete come faccio i pezzi, più o meno tutti uguali, ci andiamo a rendere conto stesso con le mani, la pezzatura. Ecco, fatti tutti e 12, andiamo a spostare per dare spazio al bastoncino per arrotolare il nostro roccocò. Ci aiutiamo con un po' di farina, vedete, nella formatura del roccocò. Andiamo a fare questo bastoncino e lo andiamo a chiudere sovrapponendo di poco il finale, ecco, lo sovrapponiamo e lo andiamo a schiacciare un po' così non si vede la giuntura e lo andiamo a mettere nella teglia. In questo caso, in questa teglia, io ho messo 9 roccocò e 3 li cuocerò da parte, perché se metto tutti e 12 in questa teglia, al di là della modalità di cottura, si possono, durante la cottura, che si vanno ad allargare e a schiacciare, possono unirsi uno con l'altro e non va bene neanche per a livello di cottura. Invece, avendo un po' di spazio, vedete come faccio io, avendo un po' di spazio tra loro, ne traggono vantaggio anche a livello di cottura, che è una delle cose principali della biscotteria in generale e dei prodotti da forno. Ecco, una volta completata la nostra teglia da 9, i 3 li cuocerò dopo, andiamo a preparare l'indoratura per i roccocò. Ecco, vi faccio vedere tutti e 9, guardate che carini, oltre a essere saporiti. Adesso andiamo a fare l'indoratura. Prendo un uovo intero e un uovo solo il tuorlo, perché sopra mi piace che vengono con quella doratura color caramello che si differenzia dagli altri roccocò che quando li andate a vedere nelle vetrine oppure che avete potuto vedere nei pacchetti natalizi hanno quel colore sciapito grigiastro, diciamo mi piace bello color caramello. Andiamo a sbattere l'uovo intero con il tuorlo e poi andiamo a fare una prima spennellata di doratura, mescoliamo per bene sempre il tuorlo con l'uovo, andiamo a fare una bellissima doratura, dico bellissima perché ci tengo tanto alla doratura sia per i roccocò che per le sfogliatelle frolle che per i cornetti, deve essere uniforme e ben piena d'uovo, che se facciamo l'indoratura secca d'uovo viene un'indoratura ovviamente arronzata, come diciamo a Napoli. Ecco, facciamo la prima passata di doratura a tutti e 9 roccocò.
Ovviamente nel frattempo iniziamo a mettere il forno a 190 gradi. Ecco, facciamo passare giusto 10 minuti e andiamo a fare, il tempo che sale il nostro forno, andiamo a fare la seconda doratura, che è quella fondamentale. Deve essere ben abbondante, come vi dicevo, non asciutta asciutta, se non è una doratura a dovere. Andiamo a fare tutte e 9. Ecco, vedete, io insisto anche con gli altri, faccio una specie di terza doratura, solo superiore, che quello scende anche lateralmente, anche perché ce l'abbiamo con un uovo e un tuorlo. Ecco, adesso abbiamo tolto anche un po' centralmente quella superflua che non serve. Vedete come risultano ben dorati, ben indorati in questo caso. Poi dorati risulteranno dopo. Andiamo a infornare a 190 gradi per circa 20-25 minuti. Ecco, vediamo che dopo già 10 minuti di cottura i nostri roccocò iniziano a gonfiarsi e dopo 25 minuti vedete che spettacolo i nostri roccocò. Bellissima la doratura sopra, mi piace così, ben color caramello, guardate che cottura omogenea. Ovviamente se i roccocò li cuociamo per invece di cuocerli per 20-25 minuti, li cuociamo per 15 minuti, avremo un roccocò morbido, che è un'alternativa per le persone che purtroppo non possono mangiare questo qua duro. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale, lasciate un bellissimo like e come sempre lasciate un commento qui sotto, che come sempre vi risponderò a tutti. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, sotto il video c'è scritto condividi, condividete questo video sulla vostra pagina dei vostri social. Come sempre vi ringrazio sempre tutti per la vostra donazione. Sotto il video c'è il link vicino alla ricetta per fare la vostra donazione a questo canale al fine di renderlo sempre più competente e interessante. Ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta!